Sì, intanto la diretta è iniziata, noi ci facciamo una chiacchierata, ma anche sulla base, insomma, delle cose che abbiamo visto, ecco, io giusto per dire due parole aggiuntive sul video che abbiamo visto, è bene partire dalla fine, è bene partire da il danno causato dalla chiusura di tutte queste esperienze molto interessanti, molto belle, molto formative, molto preziose che avete visto nel video. Ecco, non esiste più nulla, perché al 30 di settembre del 2023 la comunità è stata chiusa, le persone che vivevano nella comunità sono state mollate al loro destino, chi è stato spedito in comunità lontane dal proprio territorio di appartenenza, chi è ritornato in famiglia, e il progetto della radio web della salute mentale Radio Onde Corte è stato sospeso. Adesso abbiamo trasportato tutto il materiale all'interno di un centro di quartiere dove dovremo riniziare da capo nei prossimi mesi un lavoro che purtroppo per la formazione, per gli spazi adesso è andato perso, però riprenderemo da capo. Purtroppo, perché la domanda è perché la comunità ha chiuso, perché Radio Onde Corte ha chiuso, perché la visione della salute mentale di alcuni dipartimenti di salute mentale purtroppo non è compatibile con una visione di salute mentale di comunità, quindi con una visione inclusiva, con una visione legata alla declinare il centro di salute mentale come uno spazio di inclusione, di partecipazione, di integrazione dei cittadini che vivono esperienze di salute mentale. La visione che ha distrutto la nostra comunità è una visione biologista legata non a Franco Basaglia, all'esperienza antimanicomiale di Franco Basaglia, ma ad una visione chimica della salute mentale, una visione biologica, una visione per cui il centro di salute mentale è solo un ambulatorio dove le persone non sono persone ma sono pazienti che devono semplicemente prendere la loro dose di farmaco per fare la chiacchierata con lo psichiatra. Quindi il centro di salute mentale è svuotato da quelle che sono le sue prerogative di legge, quelle legate alla legge 180, alla legge di chiusura dei manicomi, quindi i centri di salute mentale che dovrebbero essere aperti H24 sulle 24 ore e non solo con la figura dello psichiatra, ma con tutte le figure della salute mentale, quindi l'assistente sociale, l'educatore, non solo gli infermieri, ma tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapeuti della riabilitazione. Purtroppo, a causa di finanziamenti dello Stato che non vengono dirottati nella salute, a causa anche della distruzione totale del diritto alla salute in Sardegna, e anche a causa di una visione politica vendicativa, reazionaria, conservatrice della salute mentale e anche del modo in cui le persone che vivono esperienze di salute mentale croniche o temporanee ha la politica nei confronti di queste persone. È per questo che la comunità ha chiuso. La comunità ha chiuso perché sono state ridotte sono stati ridotti adesso non mi viene il termine, le rette alle piccole comunità, sono stati cancellati gli accreditamenti e sono state favorite esperienze che non hanno nulla a che vedere con la salute mentale di comunità, sono state favorite esperienze, oserei dire, manicomiali, di ritorno al manicomio, quindi con
i servizi psichiatrici di diagnosi e di cura intasati, cioè reparti ospedalieri, i vecchi repartini psichiatrici ospedalieri che di fatto oggi hanno una funzione praticamente come dire, di parcheggio delle persone che stanno male, delle persone della salute mentale che stanno male. Quindi partiamo dalla fine. È per questo che il progetto di Radio Onde Corte è stato sospeso. Speriamo che con questa nuova amministrazione regionale, che non siamo particolarmente ottimisti, però chiaramente vogliamo lavorare affinché si possa ricostruire l'esperienza di una salute mentale di comunità, di una comunità come quella che ha preso il nome di Franco Ambro Basaglia, che era la moglie di Franco Basaglia, e riprendere anche il progetto di Radio Onde Corte, che secondo me dovrebbe essere declinato su tutti i territori della nostra isola. Penso che ogni provincia dovrebbe avere una radio della salute mentale. Lo dico perché abbiamo avuto dei risultati molto positivi in termini di partecipazione e in termini anche di costruzione di elementi di comunità, perché la radio era solo uno strumento per costruire amicizia, per costruire reti, per connetterci ad altri mondi, per connetterci ad altri progetti. Le persone che si avvicinavano per la prima volta al progetto di Radio Onde Corte, se interrogate, intervistate su che cosa fai nella vita, ti rispondevano: niente, io sono un pensionato. Cioè, un ragazzo magari di 25 anni, 30 anni che ti risponde: io niente, sto a casa, sono un pensionato alla pensione di invalidità, non faccio niente, sto male, sono malato, cioè la mia identità è la malattia. Con questo progetto, con la stampa dei primi badge, le persone rispondevano per strada, ovunque, nella propria famiglia, in giro: cosa fai tu nella vita? Io sono un redattore di Radio Onde Corte, mi occupo di fare le interviste per Radio Onde Corte, seleziono la musica per Radio Onde Corte. La radio diveniva la loro identità, è diventata la loro identità. Infatti questa sospensione ha creato anche un danno enorme nel progetto di vita di queste persone, perché sembrerà una stupidaggine, però la presenza di uno spazio di partecipazione così prezioso, così intenso, che ti dà la possibilità anche di esplorare altri mondi, come i festival letterari. C'erano i festival letterari che facevano la fila per invitare Radio Onde Corte all'interno delle loro presentazioni, perché i redattori di Radio Onde Corte intervistavano tutti gli autori del festival letterario e facevano le dirette, montavano poi i vari lavori sul canale in streaming del sito. Ecco. Comunque, scusate se mi sono dilungato in questa non proprio breve presentazione, però l'idea era di fare una chiacchierata comune con anche quella che è poi la vostra esperienza di radio sociale, no? Sì. Dire qualcosa? Allora, noi siamo una radio nata perché in realtà ci hanno proposto di organizzare una radio e stavano comunque in mente dei temi, delle cose. E io ho detto di sì perché a me, io faccio attivismo e mi piace fare divulgazione sui social da un po' di anni, quindi siccome sono sempre stata abbastanza sola, cioè nel senso sono stata sola nel mio lavoro di divulgazione social, ho detto che questo poteva essere una buonissima opportunità per parlare di meno, di altre comunità marginalizzate ad esempio, e in generale per arricchire la giornata, cioè
oltre allo studio tu vieni qua e parli di cose che comunque ti piacciono. Non stai a pensare a tutto il resto, insomma. Per me è molto importante aver incontrato insomma, perché comunque essendo che anche io, da poco in realtà, però anche io abito in questo posto da un paio di mesi, mi sono resa conto della A Sant'Antioco ci sei da poco? Sì, perché prima abitavo a Roma, ma sono nata in Sardegna. Cioè, mi sono resa conto nei mesi in cui sono stata qua che la situazione a livello di salute mentale, di sanità, è a dir poco terribile. Cioè, il primo appuntamento che mi dovevano dare me l'hanno dato dopo 2 mesi, e mi avevano, anzi 2 mesi dopo, 2 mesi dopo la data di scadenza, cioè mi avevano detto luglio-agosto, e invece si è andata ad ottobre, ho fatto pochissime visite, ma quello di cui mi sono seriamente resa conto è che io parlo ed è come se avessi un robot che si mettesse a scrivere al computer, cioè, mi sento come se non mi stesse ascoltando, cioè, non sono persone con cui parlerei in modo serio dei miei problemi. Parli del colloquio con lo psichiatra. Sì. Chiaramente c'è solo lo psichiatra in questo centro di salute mentale, o parli anche con lo psicologo? No, parlo con lo psicologo, anche se mi hanno detto che avrebbero voluto portarmi, avrebbero voluto farmi parlare con questo psicologo, ma vabbè, tanto è il mio privato, però perché me l'hai detto se poi non lo puoi fare? Comunque, in ogni caso, mi sono sentita come un numero proprio, soprattutto ultimamente. Cioè, l'unica cosa che mi interessa è, diciamo, appianare la situazione con i farmaci. Poi se tu stai veramente male, non sono persone che sono lì ad ascoltarti, che ti danno consigli, che sono affabili. Cioè, è difficile continuare a parlare al vento nonostante tu continui ad avere le tue problematiche, a vivere delle situazioni Ma il centro di salute mentale è qua a Sant'Antioco? No, è a Carbonia. È a Carbonia. E questo, quindi niente. Grazie, no. Allora, io voglio dire prima di tutto che fino adesso, fin quando non vi hanno fatto questo sgambio di chiudere, avete fatto un bellissimo lavoro, soprattutto per cercare si vede che volete proprio unire tutti quanti, e volete anche comunque togliere appunto questi stigma che per forza chi ha dei problemi di questo tipo deve essere evitato come la peste. Perché è così che ci fanno sentire. Perché è così, perché è così che la gente normale, diciamo, più o meno la gente normale pensa, anche le istituzioni, non voglio dire di estrema destra, perché siamo quasi in estrema destra qua. In Italia comunque le istituzioni cioè dare quell'idea che le persone più deboli in generale sono il male di questa società. Io ho abitato per 7 anni in Germania, e lì c'hanno una mentalità del sì, diamo i fondi alla struttura sanitaria, però riguardo alla produttività, cioè c'hanno quello che vorremmo avere noi, i fondi, tutte le cose, però sono basate sempre, secondo me, su una mentalità sbagliata, cioè tu vieni qua, ti curo, ma qualsiasi cosa, qualsiasi problema tu lo devi... Hai un mal di testa? No, guarda, 2 o 3 giorni ti do questo, devi essere produttivo per la società. E anche lì è peggio, cioè c'hanno quello che ci servirebbe, però anche lì la mentalità è tutta, invece qui non c'abbiamo più né una né l'altra. Almeno quando ci hanno chiesto
se ci interessava, diciamo, la fondazione di una radio, la partecipazione in una radio o in un podcast, almeno quello che ho pensato io era: dai, facciamolo, portiamo, portiamo argomenti, anche chiacchierate per, diciamo, sfatare tutti i miti e unire, informare le persone su vari argomenti, cercando di portare gente, persone che conoscevamo, anche persone da fuori, qualsiasi cosa possibile. E comunque grazie alla pubblicità dei due maestri che avevo qua, dietro, che non si vogliono far vedere, Mi ricordate i vostri nomi? Io Gregorio. Ace. Mara. Alessandro. Di far arrivare il più possibile gli argomenti, perché comunque viviamo in una società che per sfortuna, come si dice, per dei motivi è marcia. La stessa cultura è stata negli anni piano piano portata in una situazione di vedere che proprio alcune cose sono il male e la normalità è per forza una e non un'altra. Hai perfettamente ragione, condivido quello che dici, perché poi la mia percezione è che non c'è tanto una divisione tra chi è normale e chi non è normale, ma tra chi può produrre, tra chi può essere inserito nella dimensione del consumo, del consumatore, nella dimensione della produzione, e chi non lo è. Chi non lo è un problema, chi non lo è va in qualche modo contenuto, va in qualche modo messo ai margini, emarginato. È questo che le vecchie concezioni di politiche sociali conservatrici e reazionarie fanno nei confronti delle persone più fragili, delle persone migranti, delle persone rifugiate, richiedenti asilo, delle persone che non hanno il diritto di sbagliare. Purtroppo nell'Occidente, nell'Europa occidentale, in Italia, non abbiamo il diritto di sbagliare, non c'è una seconda possibilità. Quindi tra chi scappa dalla fame e dalla guerra, tra chi ha commesso un errore nel proprio progetto di vita, mi riferisco per esempio alle persone private della libertà personale, alle persone detenute, chi vive un'esperienza di salute mentale, non dico cronica, ma anche temporanea. Tutte queste, ciao, buonasera, tutte queste persone vengono inserite in un grande calderone di una categoria da marginalizzare, ed è quello che avviene anche nelle città, con i grandi processi di gentrificazione, di espulsione della parte popolare e proletaria delle città a favore, insomma, della visione della città turistica, della città per i turisti, della città oasi per chi arriva da fuori a discapito delle persone più povere. Poi avete detto una cosa molto importante, cioè la funzione della radio dovrebbe essere più quella di distruggere lo stigma, ed è la prima cosa che noi facciamo quando ci incontriamo, ci conosciamo. Certamente non andiamo a chiedere la diagnosi delle persone o l'ISEE o da dove provengono, ma che cosa ti piacerebbe fare dentro la radio? Mi piacerebbe occuparmi di analizzare, indagare l'attivismo, cioè ci sono degli elementi di attivismo in questa città, Sant'Antioco, cioè ci sono dei gruppi che si occupano di tutelare determinate cose. Indaghiamo, cioè io mi voglio occupare di questo, voglio indagare l'aspetto sociale di questa città. E io invece no, io sono sociofobico, proprio non mi piacciono le persone, le detesto, vorrei averci meno a che fare e parlare il meno possibile, anzi non parlare. Allora scelgo la musica, posso selezionare
la musica per la radio, posso magari occuparmi di seguire i social, seguire la pagina Instagram, curare la post-produzione. Ogni persona che si avvicina alla radio non deve essere necessariamente competente per questo tipo di lavoro, ma deve avere degli interessi che devono essere condivisi dal gruppo, che poi diventa comunità. Questa è un po' la sintesi del progetto che ci tenevo appunto a esprimervi. Ma scusa, dal punto di vista pratico, come funzionava? Cioè, avevate un software che permetteva di registrare o era anche in diretta? Erano tutti e due. Allora, il software, di cui adesso non mi ricordo il nome, ma era un software a pagamento che utilizzano la maggior parte delle radio web, almeno quelle che conosco io, da Unica Radio, che ci ha fornito l'assistenza tecnica e ce la dovrebbe fornire tuttora per riprendere e iniziare da capo, a questo programma che si chiama MB Studio. Ecco, si chiama MB Studio. MB Studio ha varie soluzioni di costo. Noi avevamo forse quello un po' più economico, però ci consentiva di andare in streaming H24 e di poter andare anche in diretta quando volevamo farlo. Abbiamo per un periodo limitato, per tipo un'ora, 40 minuti. No, in realtà no. Ah, no. No, in realtà questa limitazione non ce l'avevamo, anche perché era organizzato così il palinsesto. La musica scelta dalle persone, chiaramente se dovete scegliere la musica e andare online, lì va pagata anche la SIAE e chissà cos'altro, altrimenti c'è una soluzione comunque fuori dalla SIAE che consente di scegliere, legale chiaramente, legale, di scegliere la musica non SIAE, non registrata nella SIAE. Ci sono dei siti che ce l'hanno, si inserisce quella, si sceglie quella. Poi c'era più che altro un lavoro di post-produzione sulle registrazioni. I redattori e le redattrici facevano una registrazione l'iniziativa di Sant'Antioco che abbiamo fatto oggi. La registro, la porto in redazione, la lavoriamo e la inseriamo nel palinsesto quotidiano. Quindi ogni giorno alle 2 l'incontro di Radio X con Radio Onde Corte va in onda alle 2, intermezzata dai jingle. È stata una bella esperienza anche creare il jingle di Radio Onde Corte con tutte le voci dei partecipanti, e poi dalla musica che va a H24 e poi da altre programmazioni, anche la rassegna stampa settimanale. Facevamo una rassegna stampa settimanale con le maggiori notizie in campo del lavoro, economia, salute. Quindi c'era un lavoro di analisi, di riflessione. Partecipiamo a questa iniziativa? No. A questa iniziativa no, perché noi alla festa del vino non ci andiamo, perché il nostro amico Luigi è in cura presso il centro ecologico, fa parte dei narcotici anonimi, e quindi lui non gradirebbe partecipare a questo evento, quindi noi non partecipiamo. Ad Onori c'è il festival dell'arte contemporanea, il Contemporary. Noi siamo stati media partner per anni del Contemporary. Il Contemporary sì, ci piace. Affittiamo una corriera
affittiamo una corriera con l'ASARP e partecipiamo non solo come redattori ma anche come protagonisti, perché organizziamo anche un evento in cui parliamo della salute mentale, intervistiamo tutti gli artisti, tutti i musicisti. Quindi c'era da questo punto di vista una democrazia interna in cui si decideva insieme che cosa fare e che cosa non fare. Questo ci piace farlo e allora lo facciamo, quest'altro non ci convince, allora lo teniamo da parte, non lo facciamo. Quindi c'era un giorno in cui c'era una riunione dell'equipe, chiamiamola così, nella quale si discuteva di un giorno alla settimana c'era una riunione d'equipe in cui si discuteva che cosa fare e che cosa non fare e si preparava magari per quel giorno l'intervista all'ospite che stava per arrivare. Tra 20 minuti arriva il direttore, ci capitava spesso di intervistare giornalisti per fare formazione, scrittori, musicisti. Sta per arrivare questo musicista. Prepariamo le domande, 5-6 domande decise insieme, una persona scrive al computer, stampa le domande, le consegna all'ospite, quindi sia l'ospite sia il redattore hanno le domande. Nel giro di 5 minuti veniva registrata questa breve intervista, se si sbagliava si iniziava da capo, si cancellava. Questo era un po' il nostro metodo di lavoro. Poi che cosa abbiamo fatto negli anni? Abbiamo acquistato delle cose attraverso l'editore. Il radio dovrebbe avere un editore che finanzia, il nostro editore è l'ASAP, l'Associazione Sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica, un'associazione di familiari e di persone che vivono le esperienze di salute mentale. Qualcuno direbbe di utenti, ma questa parola terribile non ci piace, sembra qualcosa di estraneo, ed è personalificante anche la parola utente, la parola paziente. Ci piace di più il termine persone che vivono esperienze di salute mentale. Scusate questa divagazione, stavo dicendo che cosa abbiamo costruito con l'ASAP negli anni. Abbiamo preso le cose piano piano, cioè prima di partire abbiamo fatto un giornale online, che poi è il giornale online dove abbiamo poi caricato il canale streaming. Abbiamo iniziato così per qualche anno, pubblicando articoli di persone, attivisti, giornalisti, interviste. Poi abbiamo iniziato a fare la formazione per la radio web con Unica Radio, abbiamo fatto il giro delle radio di Cagliari, siamo andati a Radio Calaritana, a Radio X, a Unica Radio. Abbiamo un po' capito come funzionavano sia le radio professionali sia le radio non professionali. Questo è un po' il percorso che hanno fatto altre radio della salute mentale in Italia, ce ne sono oltre 70. Piccolissime radio, esperienze di poche persone e vere e proprie radio che sono diventate delle aziende come la mia preferita è Radio Radio Fragola. Fragola, cioè Radio Fragola è stata la prima radio della salute mentale fondata da Franco Basaglia a Trieste, che oggi ha un livello di qualità del palinsesto enorme, con connessioni con Radio Popolare per le news, per il radiogiornale, ed è una vera e propria azienda dove le persone hanno uno stipendio, sono pagate, lì loro sono proprio riusciti. Ci sono alcune radio che ce l'hanno fatta perché chiaramente lì ci sono dei sistemi di relazione con il pubblico, con la politica, con chi si occupa della salute, migliori di quelli che abbiamo probabilmente noi, anzi senza probabilmente, sicuramente. Quindi non ci vuole niente a fare la radio, cioè un microfono, un registratore, siamo sulla buona strada. Sì, si può solo migliorare. Poi il trucco, il segreto, la chiave è il tempo, perché partire
sono bravi tutti. Possiamo avere un'idea geniale, condividerla e partire nel migliore dei modi con i fuochi d'artificio, ma mantenere la costanza è la cosa più complicata, perché nessuno vive di passione, di stimoli. Noi viviamo purtroppo, comunque siamo inseriti nel mondo lavorativo e dobbiamo trovare comunque una modalità di fare la radio sociale senza ucciderla. Quindi se una settimana è troppo, facciamola ogni 15 giorni, però manteniamola, anche perché poi il canale ti rimane, il canale va in onda H24, con la musica, con quello che producete magari ogni 15 giorni. Ogni 15 giorni fate un incontro con Roberto Loddo, con Chiara Caredda, con altre persone, cioè quindi si creano dei contenuti che piano piano vengono inseriti nel canale in streaming, e magari crescendo si passa da ogni 15 giorni a una settimana, viene connesso il lavoro redazionale con finanziamento. Può essere, chi lo sa, non siamo pessimisti. Vengono inserite nuove persone che hanno più energie, poi c'è sempre un turnover comunque nel gruppo redazionale, rimangono, cioè ci sono magari delle persone, esatto, lo zoccolo duro che rimane. È un po' come noi abbiamo un gruppo di circa una decina di persone che potrebbe estendersi a 30, perché partecipano amici, fidanzati, familiari, giornalisti che si sono innamorati del progetto, attivisti, però il nucleo è quello di una decina di persone. E poi che cosa serve? Serve una stanza, ma neanche troppo grande, una stanza piccola, perché poi la devi insonorizzare con pannelli, fonoassorbenti. Esatto, fonoassorbenti. Noi lo stiamo facendo in quella stanza, hai visto prima? Sì, poi vari elementi, lì. software e hardware, mixer, varie cose per poi lavorare con la post-produzione, che ormai si può fare tutto da un computer portatile. Sì, e basta. Io penso che per partire siano utili pochi elementi per fare una radio sociale. Noi utilizziamo Spreaker. Sì. Lo conosci? Sì. Possiamo caricare i podcast che registriamo prima. Però questa idea, come si chiama? Ripetimi il MB Studio. MB Studio. Sì, ho cercato. Hai già segnato? Raga, ho preso tutti gli appunti. Sì. Voi non avete visto niente. Ok. Bene. Avete altre domande? Curiosità? Io lo stavo formulando. Voi quanti anni avete? Io 20, lui 30, io 27. 15. Per lo più... Chiara, quanti anni hai adesso? 31. Tu? Io 48. 48, sono contento di non essere il più vecchio, perché ne ho 42, sono dall'81. Notate questa parte probabilmente non si sentirà perché siamo a distanza e stiamo parlando delle nostre tee in maniera molto silenziosa. Giorgia, tu quanti anni hai? 24. Claudio, tu? 38. Bene. Nice. Per lo più, ad esempio, a fare le interviste, a parlare, siamo noi due, però ogni tanto c'è stato qualcuno tipo lei che è venuta, ci ha parlato un po' di lei nell'ultima puntata. Sì, per lo più, poi loro alla fine sono le colonne importanti, perché sono loro Sono che il capoccia. sono loro che hanno pensato a questa idea alla fine. E noi l'abbiamo
tanto aiutata a realizzare, anche perché comunque è un bel progetto. Comunque, allora, è un discorso che era uscito 2 ore fa, però vabbè. Prima che arrivassimo, prima che... No, era un modo di dire 2 ore fa, che nel senso che ne stavi parlando prima, ma è stato prima un bel po' prima. E per quanto riguarda la gentrificazione, era un discorso che stavamo parlando anche noi 2 ieri. Era ieri, vabbè, non fa niente. Comunque, alla fine stavamo parlando della gentrificazione e stiamo notando che comunque è un processo che non avviene solo nelle periferie, io lo noto anche nei paesi, che comunque piano piano gli affitti si alzano, le persone che vivevano lì, almeno originariamente, non se lo possono più permettere, il posto diventa di super lusso e la classe proletaria si spezza e si divide in tanti 1000 pezzi e fa fatica poi a ritrovarsi, a rivedersi. È quello che mi sembra che stia accadendo, perché anche per quanto riguarda le persone che fanno attivismo, cioè qua molto probabilmente ci sono, ma vivono nella loro, magari alcune, soprattutto per quanto riguarda l'attivismo social, vivono nella loro individualità, cioè non sanno se realmente ci siano opportunità, perché a volte non si vedono queste opportunità. Cioè, quello che vorrei fare è portare la voce comunque delle persone che non ce l'hanno avuto tanto e portare la mia esperienza, perché comunque sono comunque anche io, faccio parte anche io di alcune categorie marginalizzate, e quindi era questo quello che volevo fare, era portare il cambiamento a poco, perché alla fine il cambiamento non è nel futuro, è quello che tu stai facendo adesso. L'importante è quello che tu crei in questo momento e in quel secondo. Qualsiasi cosa tu faccia può portare un cambiamento positivo in una persona o in tante, in poche persone. L'importante è che comunque lo faccia. E che la classe proletaria si riunisca e le altre classi sono d'accordo. E le altre, scusa, ti ho interrotto? No, vabbè, tanto era finito. Sono contenta di aver partecipato, di aver ascoltato come si è formata la vostra radio, perché noi siamo ancora all'inizio, quindi può essere sicuramente d'aiuto anche. L'importante è non perdersi d'animo. Noi comunque da quando il progetto è temporaneamente sospeso, comunque ci vediamo lo stesso, c'è il compleanno di Andrea, facciamo una pizzata, c'è la gita, facciamo gite, almeno ogni tanto ci capita di fare delle gite dove riempiamo la corriera e andiamo. Noi domenica andiamo in gita. Sì, è vero. Esatto. Andiamo a Parros. Che bello. Sì. Il mese scorso, no, non è il mese scorso, 2 mesi fa. 2 mesi fa siamo andati a Magno di Nuoro e a Vivola di Orano. Che figata! Sì. Anche perché comunque da Sant'Antioco è difficile proprio raggiungere. Sì. Io che ho 31 anni sono andata per la prima volta a Nuoro in vita mia 2 mesi fa. Davvero? Sì, ve lo giuro. No. Vabbè, questa è la mia prima volta a Ecco, Sant'Antioco. vedi, tu sei- Quindi È difficile raggiungere la andrò a seconda. Sant'Antioco, ma avrò se non hai la l'occasione macchina, come? di andare Non a la Sant'Antioco. macchina, non ho la patente. Siamo in 2. Quindi è complicato spostarsi. Bello avventuroso il viaggio, ho corriera. cambiato 3 volte corriera. Oh, Lo Ci sei stesso messo. autista mi diceva, perché dicevo, ma questo arriva direttamente da Cagliari a Sant'Antioco? Non lo so. Non lo so, lo vedremo strada facendo. Ok.
perché abbiamo fatto 3 tappe. Prima ci siamo fermati a Siliqua e ho dovuto cambiare con un altro Alst che passava dalla parte opposta, però vabbè, ci sono stati dei cambi abbastanza celeri e non ho aspettato troppo. E poi c'è stato questo grande punto interrogativo arrivati Villa Massaggio. a Villa Massaggio. Ah, No, c'è una grande stazione enorme. Ah, allora Carbonia. È Carbonia. Sì, a Carbonia l'autista mi fa, io non ci sarò, ma forse potrei stare dentro questa corriera, ma non è detto, lo scopriremo appena arriviamo, perché forse cioè, arriverà sicuramente un mio collega che ci dirà se cambiare corriera oppure lui semplicemente prende la mia corriera e io me ne vado. Cioè siamo tagliati fuori sotto tutti i punti di vista nel suo No, non per fare gli affari tuoi, ma non era più semplice il treno a questo punto da Cagliari. Forse era più semplice. Sì, vabbè, perché io mi sono lasciato abbindolare Ma il problema- dalla tipa che al telefono mi diceva sì, puoi prendere il treno e puoi cambiare, oppure c'è la Diretta. corriera diretta Ars. Ovvio che prendo la diretta, cioè se mi dici così prendo No, questa ma- diretta, ma Sì, era avrebbe un'intuizione. potuto prendere il treno, ma il problema del treno rimane comunque, sarebbe arrivato a Carbonia Cioè, e poi a Sì, Carbonia da devi Carbonia trovare sarebbe una anch'io, coincidenza, per altrimenti Luca. sarebbe... Cioè, No, ma a me è infatti non capitato di sì. rimanere 1 ora e mezza a Carbonia. Sì, Non sì, li sì. avevo No, vabbè, Per quello è niente vero, collegati. quello è vero. Però già ha fatto il viaggio miracolato da Cagliari fino a Carbonia, cioè almeno da Cagliari fino a Carbonia. Era un pochino più tranquillo il viaggio. Sì, diciamo che a volte il treno e la coincidenza con l'autobus, con l'Ars che porta da Carbonia qua, a volte è sempre. sempre non c'è, quindi la maggior parte delle volte devi aspettare un'ora o un'ora e mezza addirittura lì. Però io quello che posso dire è che abitando a Roma almeno ci sono quegli autobus, sai che arrivano, magari fanno 10 minuti di ritardo, invece a Roma non sai neanche dove, se arrivano e dove sono finiti, se si sono volatilizzati nel percorso. È un incubo abitare a Roma e vivere i mezzi pubblici di Roma. Penso che siano il doppio più indebitati di noi, perché non hanno personale ogni volta. Il motivo per cui saltano le corse è anche il fatto che non hanno personale. Infatti io magari mi facevo tutto il giorno fuori e vedevo sempre lo stesso autista, all'andata e al ritorno. Poverino. E magari vabbè, aveva cambiato qualcuno durante l'orario di lavoro, Ma tu sei cresciuta a Roma? sì, sono nata qua, a un anno mi sono trasferita e poi nei miei 20 anni, cioè a giugno, mi sono ritrasferita qua perché mio padre è andato in pensione ed è tornato, anche perché lì gli affitti sono alle stelle, quindi è impossibile. Noi avevamo una casa di proprietà. Il livello di Roma piano piano sta arrivando anche qua. Sì, infatti A Cagliari ci siamo, siamo già arrivati. Ma infatti Quindi, quello che si può notare è che cioè, a Roma e gli affitti sono alti anche per quello, diciamo, anche se in modo esagerato, però tu sei qui a Sant'Antioco, come puoi fare una casa, che ne so, a 700 euro? Cioè, scusa, non è collegata con nulla. Perché dovresti pagare 750 Il euro? problema è che Per una almeno casa ci che ne fosse quella casa in affitto a 700 euro. Adesso non li affittano neanche No, più. esatto, non le affittano più. Li affittano Solo per soltanto i mesi estivi. per mesi estivi, per i vacanzieri, e tutte le altre case che non riescono ad affittare in vendita. Ed ecco la gentrificazione che si sta facendo strada. Sì. negli Poi anni. aprono, non lo so, chi di Sant'Antioco lo sa, hanno aperto la gioielleria ultra mega lussuosa. Esatto. E chi se la permette? Chi se la può permettere? Io Di non certo so. non i Io proletari di certo. Sant'Antioco. Non i proletari di Sant'Antioco. Sta diventando, Convenzionale. adesso ridendo e scherzando, la Dubai del Sulcis, ci fanno tutte le cose per i vacanzieri. Fare del Sulcis è bellissimo. Ci fanno tutte le attività per vacanzieri e per i poveracci. Esatto. E per le Tra persone l'altro, ho giovani. notato, non essendoci mai stato, ho fatto via Roma e ho notato molti negozi chiusi, quasi in stato di Ma qui? abbandono. Sì, via Roma, c'erano molti negozi chiusi. Ma che vediamo qua. Via Roma è dove c'è la prosciutteria adesso, che hanno fatto Uno non ce l'ha preso.
Allora, se non sbaglio in quella... È la strada principale, no? Allora, lì E quella da Goretti da al Goretti corso. al corso, però da Goretti al corso chiusi. Ci sta tipo il teatro che vabbè. No, quello lì è già al corso. Ah. Proprio chiusi per fallimento della gente, che non ce n'è. Saranno chiusi. Teatro aprono in orari inoltrati, tipo Sì, le sì. Alcuni erano proprio, cioè, invasi dalla polvere, erano proprio... Ah, ci sta tipo la... che cos'è? Un'edicola. Non è nella stessa via, raga, non mi ricordo bene. Forse lui sta parlando anche compreso il corso oltre via Roma, perché Non lo so, non mi sono orientato benissimo. però- alla fine del viale Alberato, Prima di girare qui, prima di girare via... Via Belvedere? Sì, questa via del museo, nella via del museo. Sì, ho notato perché c'erano molti negozi chiusi. allora al corso ce ne sono Sì, un pochino di più, cioè abbiamo anche il vecchio teatro che ricordiamo era o il primo o il secondo in tutta la Sardegna, che lì tra una cosa e l'altra l'hanno lasciato a marcire. E ciao poi la ciao. persona non si era suicidata, purtroppo. Questo Non era lei, niente. Pensavo che tipo quello del teatro, il gestore del teatro, mi stavo confondendo. non so. Una storia maledetta. No, però... Lì è stata più che Avevo altro, adesso non sono sicuro al 100% perché non me lo ricordo, è stato più mezzo fallimento, invecchiamento del coso, la regione, lo Stato non ha voluto neanche investire perché era di un privato, morto il privato, i figli, lì almeno io come Stato avrei detto l'istituzione del paese è un qualcosa di importante, è un teatro, cioè cerchiamo di prendercelo noi in custodia, comunque di farci qualcosa. No, e invece lasciati lì sono comunque negozi che gestiscono per che ne so, attività di famiglia, che poi vengono sostituite da attività di persone di fuori, giusto? Attività di persone di fuori. Non tipo i nuovi ristoranti che stanno aprendo, non sono di gestione familiare. è gente sempre di Sant'Antioco. ok. Sono sempre persone che avevano prima dei vecchi locali, poi li hanno chiusi perché non guadagnavano più, quindi lo reinvestono dopo un paio anni in altri locali, Che o poi non comunque si riescono a spostano da una gestire. zona all'altra Che poi perché c'è una zona, perché giustamente nelle città poi anche le zone di interesse cambiano piano piano nel tempo. Noi abbiamo avuto Piazza Umberto il Corso, che prima erano le zone, diciamo, della movida, le zone dove si raggruppava la gente, adesso con il comune, con il comune, poi anche le attività che si spostano, sono andate tutte giù alla Marina. Ma Sant'Antioco esplode a livello di partecipazione e vivacità culturale d'estate, un po' come Calasetta. Sì, diciamo d'estate, nelle giornate, nei periodi di festa, ma principalmente d'estate. No. Sì, è così, però è molto calato. Non c'è nessuno. Tu non ci sei mai visto. No, però gli anni scorsi mi ricordo che c'era più gente sì, quando venivo. sì, 15 D'estate anni c'era più avevo- gente, non si passava, anche i nostri Sì, ma non genitori. è a livello di tipo di 15 anni fa, per esempio. 15 anni fa ce n'era Però molta anche di tipo più ai di tempi gente. di mia madre mi dicono che addirittura non si riusciva a passare nel corso, invece adesso magari c'è quella gente. Quando eravamo giovani noi. Mi ricordo anche quando ero piccola e venivo d'estate, insomma, perché più o meno sono venuta tutti gli anni d'estate, anche un mese. Mi ricordo che comunque c'era più gente, organizzavano più cose, almeno non le singole associazioni, intendo proprio il comune. E adesso invece sta lentamente morendo sempre di più nei mesi invernali, autunnali. Minchia, veramente desolante. Ma fanno anche delle politiche, secondo me, sbagliate. Cioè, stiamo parlando di un paese che ci sono vecchi, giovani e media età. Quello che si è fatto in questi ultimi 2 anni è puntare su manifestazioni o comunque su cose per i bambini. Per i bambini, ma solo Per i bambini, togliendo le feste di Sant'Antioco, Bonaria. Va bene, però. Va bene, ma però non è che ne solo fai quello. 10 ci sono tutto solo- l'anno Poveri solo per i bambini. bambini.
Cioè, Che poi sbagliano pure perché nella roba dei bambini ci mettono anche canzoni per adulti. Quindi datti un'idea, cioè. vabbè che, ok, adesso cioè, magari i preadolescenti ascoltano della musica diversa da quella che ascoltavo io sicuramente, però cioè, comunque c'è qualcosa proprio che non va, perché si vede che comunque loro puntano sui bambini, ma neanche tanto perché forse gli interessa realmente del bambino, ma perché magari attira di più, non lo so, un bambino si fa attirare più facilmente. Non lo so, perché comunque alla fine questo paese è composto di persone anziane e I giovani vanno via. i giovani se ne vanno via perché I giovani, non i bambini. i bambini no, però saranno futuri giovani. Sì, però pensa anche questo. Adesso facciamolo dal punto di vista vero capitalista, ok? Noi facciamo una storia, facciamo una cosa per i bambini. Noi ci spendiamo dei soldi, però indietro cosa abbiamo? Soltanto la felicità dei bambini, i genitori un pochino calmi. Se tu fai un qualcosa che va per tutte le età, un qualcosa che soddisfi tutti, oltre che ci sarà un ricambio anche monetario per reinvestire, ma c'hai la felicità di tutti e nessuno ti rompe le scatole, poi non ti trovi più su internet e no, questo non mi è piaciuto, questo così. Anche perché sembra che i cittadini di questo paese, le persone giovani di questo paese siano una macchia d'olio che deve essere lavata via, perché non c'è niente per noi se non lo creiamo noi stessi. Quindi venite a Montegranati a fare la radio, Sì, appunto, giovani di Sant'Antioco. No, ma potremmo anche fare una cosa noi di Radio Onde Corte. Quando riprenderemo la formazione, invece di farla a Cagliari, potrei proporre all'Azzarp di venire qui. Cioè, se dobbiamo portare noi speriamo di restare qui, cioè, è un punto interrogativo. Un formatore tecnico di Unica Radio, che ne so, per l'Opale, invece di fare una cosa a Cagliari, possiamo venire qui, facciamo una gita a Sant'Antioco, al museo, facciamo una giornata un gemellaggio, una giornata di formazione, perché l'abbiamo fatto. Dovete sapere che ho messo un particolare molto importante. Radio Onde Corte ha creato Radio Onde Corte Ogliastra. Ok. Grazie alla passione, l'interesse di un nostro giovane amico psichiatra e di un gruppo di nostri soci familiari, siamo riusciti a creare una redazione. Anche lì credo adesso sia sospesa, che avviata sospesa, non mi arriva nulla, quindi penso che sia un po' fermo il progetto, però siamo riusciti a creare Radio Onde Corte Ogliastra con la radio, con il gruppo della radio Ogliastra che si incontrava in una sala del comune di Lanusei e che produceva contenuti, quindi avevamo fatto una giornata intera di formazione in Ogliastra. Quindi è possibile, può fare. Non è una mia suggestione, ma è una cosa che si potrebbe realizzare. Bene. Sì. Speriamo di... Tanto non mangiamo nessuno, chiunque voglia venire siamo felici, non vi mangiamo. Se non siete buoni. Non li mangiamo lo stesso, c'è bisogno di gente. Diciamo che il problema più grande è quello di far avvicinare le persone. Sicuramente il passaparola è un'ottima cosa. Poi se ci si trova. Comunque, visto che siamo in diretta e ci starà guardando praticamente tutta Sant'Antioco, possiamo ricordare che questo spazio è aperto quotidianamente, praticamente. Museodiffusa.exe è aperto dal lunedì al venerdì,
dalle ore 15 alle ore 19. Sui nostri social trovate tutta la programmazione. Quindi dalle 15 alle 19. Dalle 15 alle 19 e ogni tanto il sabato quando ci sono delle attività laboratoriali particolari, diciamo. Adesso sabato scorso, l'ultimo sabato 13 abbiamo fatto un laboratorio di gyoza. Wow! Sì, abbiamo fatto... Cioè, sapete fare i gyoza adesso? No, siamo riusciti a... È uno dei laboratori che è andato sold out subito. Quanto è durato? 3 ore. Li abbiamo anche mangiati, li abbiamo cucinati qua. Tu sei in grado di rifarli? No, io ho partecipato sia a quello di gyoza che a quello di culurgiones, che era stato fatto qualche settimana prima. No. Ma insomma, qui qualcuno sa fare i gyoza? No, dei presenti no, però li sapevo mangiare. Faccio il video in diretta così ti ricordavo. Ma il museo.ex è un nome che avete scelto voi? Allora, museodiffuso.ex è un progetto che è nato l'anno scorso perché il comune di Sant'Antioco, prima che scoppiasse la pandemia, aveva partecipato a un bando del Lanci Fermenti in comune. Poi è arrivata la pandemia, questo progetto è rimasto fermo. Nel 2022 è arrivato effettivamente il finanziamento, il comune ha fatto un bando al quale hanno partecipato diverse associazioni, tra cui Ottovolante Sulcis, e insieme ad altre associazioni abbiamo vinto il bando e a febbraio 2022 abbiamo preso la gestione di questo spazio, sempre in coprogettazione con il comune di Sant'Antioco. Il progetto di fermenti è durato da febbraio a giugno, quindi in questo spazio c'era sia Ottovolante Sulcis, l'associazione ICLOS, l'associazione Astri e l'associazione Welcome to Sant'Antioco, e ogni associazione con le sue peculiarità portava avanti le proprie iniziative. Chiaramente tutte le iniziative erano improntate al progetto più grande che è quello del Museo Diffuso di Sant'Antioco e quindi del museo, diciamo, a cielo aperto, e questa era la sede, diciamo, più creativa e laboratoriale. Per quello si chiama museodiffuso.ex, Centro Esperienze Creative ex Montegranatico. Finita l'esperienza di fermenti, il comune di Sant'Antioco ha avuto un altro finanziamento e ha fatto un altro bando, al quale però abbiamo vinto solo noi di Ottovolante Sulcis, quindi per adesso la gestione è soltanto tra noi di Ottovolante Sulcis e il comune di Sant'Antioco. Adesso a maggio finisce, però si spera che ci siano altri fondi, insomma, speriamo di continuare questa esperienza. Sì. Ma a prescindere da questo spazio fisico o meno, come dicevi tu, l'esperienza della radio può continuare, certo. Ci si può incontrare a casa di qualcuno e fare la radio. Facciamo il picchetto qua sotto, ci vediamo. Sicuramente è importante dare continuità a progetti come questo, quindi sarebbe un dispiacere sia per noi come associazione, sia per le persone che frequentano lo spazio, quindi ci auguriamo che o con noi o con qualcun altro questo spazio venga continuato a essere frequentato, essere vissuto. L'obiettivo principale rimane quello di avvicinare i giovani, i giovanissimi, c'è un po' di difficoltà, non riusciamo bene a capire per quale motivo. Io mi sento molto giovane, però evidentemente ai giovani, parlo a fascia dai 15 ai 18, piacciono cose evidentemente molto diverse da quelle che piacevano a me quando avevo 16 anni e quindi magari mi trovo in difficoltà a farli avvicinare. Quindi diciamo che le persone che Ma c'è un centro di aggregazione, di quartiere che si occupa di adolescenza? Qua a Sant'Antioco no. Che si occupa di adolescenza precisamente no. Poi non lo so, Simone fa l'educatore, quindi magari saprà. Sì, no, Sant'Antioco no. C'è sì, un centro minori
si chiama 100 milioni di famiglia ed è rivolto a bambini e adolescenti, però fino alla terza media, quindi no, dai 13 anni in su non c'è niente. Anche organizzazioni che fanno il doposcuola. Allora, c'è un'altra associazione di Sant'Antioco che si chiama Arci Calderone. Sì. Loro fanno il doposcuola, gli ipocompiti, però diciamo che questo progetto in generale è più improntato verso la cultura e la creatività. Sì, Adriano Celentano. Vai giù, abbiamo l'associazione Terza Età, che Stanno- sono più attivi di Stanno noi. ascoltando Adriano Celentano in questo Può essere. momento. Stavo anche cantando prima. Sì. Sabato 27 aprile faranno una serata dedicata a Gabriella Ferri, ci sarà un concerto qua sotto, quindi io ho intenzione di andare, siete tutti invitati. E con gli anziani che rapporti siete? Hai buoni rapporti, diciamo, ci aiutiamo. Cioè collaborate, riuscite a fare qualcosa insieme? Allora, sì, adesso per la festa abbiamo dato un aiuto per gli addobbi della piazzetta, poi... Perché c'è la festa di Sant'Antioco. Sì, è stata appena Sì. passata. Sì, perché ho visto delle foto qualche giorno fa. Sì. Durata 4 giorni, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Lunedì è stata quella principale perché c'è stata la processione di Sant'Antioco in cui è uscito il santo, insomma. E gli altri giorni c'erano altri tipi di processioni. Rimane comunque il mio periodo preferito dell'anno a Sant'Antioco. Perché almeno c'è qualcuno. Cioè, forse anche troppa la gente. No, questo sì, Però comunque Vedo gente, ho riconosciuto persone di Cagliari in abito a Sant'Antioco. sì, no, Ho chiesto se è molto fossero... partecipata. C'erano 30 gruppi folk, quindi 30-33. Non era appropriazione culturale comunque, No. non era colonialismo. Non era colonialismo. No, comunque siamo in buoni rapporti con i signori di giù, cioè ci aiutiamo a vicenda, cioè facciamo dei favori, cioè ci piacerebbe collaborare di più, nel senso magari organizzare qualche laboratorio proprio insieme. Per il futuro si può pensare, un laboratorio del pane, insomma, vediamo. Va bene, io direi che Quindi. con questa tua sintesi sul vostro lavoro possiamo concludere magari la diretta Sì. e continuare solo per gli abbonati al nostro canale. Esatto. Ciao! Ciao, grazie a tutti.